Buongiorno, ben ritrovati. Siamo in diretta anche oggi, giovedì 7 aprile, una giornata importante, una giornata da non dimenticare per Treviso, perché ricorre il 78esimo anniversario del bombardamento della città. Lo ricordiamo, 1600 vittime e gran parte di Treviso fu distrutta. Noi seguiremo la cerimonia che si sta svolgendo a Treviso ed inizia intorno alle 12:15 con il nostro Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto. Questa mattina alle 10 c'è stata la messa nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice. Il vescovo Monsignor Tomasi ha detto: 7 aprile gesto di memoria e di speranza. Dunque 12:15 la cerimonia a Treviso, dove abbiamo il nostro Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto, ma parliamo ora anche di altri argomenti importanti, perché il governo sta approvando il DEF, il documento di economia e finanze. Lo facciamo insieme al segretario del Partito Democratico Andrea Martella. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Dunque parliamo di questo documento importante. Si dice 5 miliardi per famiglie e imprese. Sì, il DEF è un documento di programmazione molto importante, naturalmente tiene conto delle mutate condizioni generali che sono dovute alla guerra in corso in Ucraina, che ha delle conseguenze ovviamente anche sulla nostra economia. Pensiamo solo all'importazione delle materie prime, però come è stato ricordato c'è una cifra consistente di 5 miliardi che è volta al sostegno di imprese e famiglie in questo momento ed è volta soprattutto a abbattere per quanto possibile il costo dell'energia. Ecco, a livello di maggioranza c'è stato un po' di rumor con il DEF, qualcuno dice si dovrebbe fare di più. Sì, io ho l'impressione che all'interno della maggioranza ci siano alcune forze, a cominciare dalla Lega, che forse non hanno ben capito quello che stiamo vivendo in questo momento e che cercano di alzare un po' la posta per ragioni di carattere strumentale ed elettorale più che per un interesse reale ai problemi del Paese. Questo crea delle fibrillazioni in un momento in cui invece la situazione è abbastanza difficile. Sarebbe meglio essere più uniti e più coesi, con un senso di responsabilità forte nei confronti dei nostri cittadini e nei confronti del nostro Paese, impegnato anche a livello internazionale a dare il proprio sostegno perché possa fermarsi la guerra e possa esserci una soluzione diplomatica a cui arrivare. Le polemiche fatte sulla delega fiscale, sul catasto, è stato chiarito anche dal Premier Draghi, non hanno alcun senso. Nessuno vuole aumentare le tasse, non verranno aumentate le tasse sulla casa e quindi mi sembrano bandierine che vengono piantate più per favorire l'instabilità che per dare un serio contributo. Ecco, fra l'altro l'abbiamo detto all'inizio di questa edizione, è il 7 aprile, ricordiamo il bombardamento di Treviso, in un giorno, in un periodo, in un momento storico che è già davvero difficile, che è quello dell'Ucraina che viene bombardata e che sta creando problemi non solo all'Ucraina, dove c'è distruzione, ma anche a tutti gli altri paesi. Sì, è proprio così e penso che sia giusta l'attenzione che anche voi dedicate al ricordo, come fanno le istituzioni, del bombardamento di Treviso, che costò un numero impressionante di vittime, come lei giustamente ha ricordato, e che ci ricorda soprattutto la brutalità della guerra, con aspetti di barbarie che esulano da ogni forma di civiltà. E ci ricorda quanto le guerre siano ingiuste e cruente e quanto sia importante avere nella nostra memoria questi principi fondanti che poi sono stati richiamati nella nostra Costituzione, che appunto l'articolo 11, come hanno scritto i nostri padri costituenti, ripudia la guerra. Naturalmente adesso siamo in una situazione in cui, per l'invasione da parte della Russia, di Putin, dell'Ucraina, di uno Stato indipendente e sovrano, si è venuta a creare questa situazione così grave, e il nostro Paese, pur ricordando quella lezione, deve essere
a sostegno della resistenza ucraina, nella consapevolezza che quei valori allora messi in discussione di democrazia, di libertà, rischiano di essere in discussione anche oggi, e il nostro compito è quello di difenderli e di farli vivere con la memoria dei fatti di Treviso e purtroppo con l'esperienza diretta che stiamo vivendo in questi giorni. Ecco, da un punto di vista umano, lei appunto lo ha già detto, siamo in una situazione davvero drammatica per quel paese, l'abbiamo visto anche con la fuga disperata di tutti questi profughi che cercano di salvarsi, ma anche con la disperazione di chi rimane lì, dei mariti, dei compagni, dei fidanzati che rimangono lì a combattere, perché come sappiamo sono obbligati a rimanere in Ucraina a combattere, ma c'è anche un risvolto economico gravissimo che sta toccando tutto il mondo occidentale. Sì, come ho detto, quello è un paese in questo momento martoriato. Purtroppo in questo momento non si riesce neanche a individuare una soluzione diplomatica che possa dire che si va verso la conclusione e la cessazione della guerra. Purtroppo la Russia punta ad andare avanti, e questo è molto grave. Abbiamo visto i fatti di Bucha, quanto è avvenuto, che insomma sono state delle immagini davvero insostenibili, e quindi non c'è dubbio che bisogna continuare a lavorare per un cessate il fuoco. Nel frattempo bisogna continuare a lavorare per l'accoglienza. Ormai sono milioni di cittadini ucraini che sono andati via dal loro paese, alcune migliaia sono già nel nostro paese, e a questi va offerta un'accoglienza degna di un paese civile. Persone che fuggono dalla guerra, come lei ha ricordato, sono soprattutto donne e bambini, perché poi gli uomini, giovani, adulti, sotto i 60 anni sono in Ucraina, devono rimanere in Ucraina. E poi naturalmente va individuata una via di uscita, perché ci sono anche delle situazioni, delle ricadute economiche molto forti. La nostra economia è penalizzata non solo dall'aumento dell'energia, ma è penalizzata dalla difficoltà dell'importazione delle materie prime, molte delle quali vengono dall'Ucraina. Pensiamo al grano, al ferro, pensiamo semi di girasole, altro, tutte cose che sono fondamentali per le nostre produzioni e che oggi sono veramente più difficili da importare e sono più costose. Per questo che il governo deve intervenire con dei sostegni, per questo che il governo deve intervenire con degli ammortizzatori sociali per quelle aziende che in questo momento, a causa della scarsità di materie prime, fanno fatica a fare le loro produzioni, ed è per questo che bisogna diminuire la dipendenza da parte del gas russo, così come si sta cercando di fare con approvvigionamenti diversi in questo periodo. E quindi un'economia di guerra. Ecco, Un'economia di guerra ha bisogno di interventi molto emergenziali a sostegno della nostra economia, della nostra agricoltura, del sistema di autotrasporti, della pesca e dell'impresa manifatturiera. Ecco, fra l'altro la guerra ora, la pandemia, insomma 2 anni di pandemia che non è ancora terminata, e il dato che preoccupa maggiormente adesso è proprio l'aumento della povertà. Eh sì, questo è lo scenario a cui noi dobbiamo stare molto attenti, e cioè che non ci sia una crisi sociale, che non ci siano conseguenze della situazione dovuta alla guerra in Ucraina, che determinano l'aumento della povertà e difficoltà per una parte della nostra popolazione che, come ha detto lei, già è stata in difficoltà, è stata sostenuta per quanto possibile durante la pandemia. Nel momento in cui pensavamo di poter respirare, anche se con la pandemia dobbiamo stare ancora molto cauti, come vediamo, e che però si potesse avviare a una nuova fase, anche perché la nostra economia era in ripresa e aveva avuto anche un rimbalzo positivo, e ci siamo trovati dopo il 24 febbraio con questa situazione, e vediamo che anche nel DEF di cui prima abbiamo parlato la crescita della nostra economia è
rallentata, infatti le percentuali sono percentuali inferiori a quanto erano nelle previsioni prima del 24 febbraio. Ecco, E il fatto che ci possa essere un aumento della povertà e una crisi di carattere economico-sociale deve essere la preoccupazione che noi dobbiamo avere come prima. È per questo che bisogna continuare ad avere una grande attenzione e fare tutti gli interventi necessari. Ecco, ieri invece, insomma, parlando di una cosa positiva, ieri a Venezia hanno inaugurato la presenza del ministro Giovannini l'approdo temporaneo per accogliere le grandi navi, che è un tema importantissimo per Venezia. Ne arriveranno 32 entro l'anno. Sì, insomma, nel corso di questi anni il governo precedente e questi governi hanno cercato di avere un'attenzione a Venezia per la conclusione del MOSE, per la costituzione della famosa Agenzia per Venezia, che mi auguro venga fatta perché potrebbe essere davvero lo strumento che dà un governo unitario a tanti problemi che riguardano la città e la sua laguna, e si è posto fine all'ingresso delle navi, grandi navi nel bacino di San Marco. Bisognava individuare delle soluzioni alternative affinché la crocieristica non sparisse da Venezia. Questo nuovo approdo, per quanto diciamo in una zona di carattere industriale, è comunque positivo, permette alla crocieristica di ritornare a Venezia. Bisognerà fare altri interventi, altri approdi diffusi e poi forse arrivare ad una soluzione definitiva che è nel corso di studio, per la quale c'è un concorso internazionale. Però ha ragione lei, il punto decisivo è fare in modo che Venezia, con il turismo e con la crocieristica e quindi con l'attività del suo porto commerciale e turistico, continui ad essere un'eccellenza come è stata in passato. In questo modo mi pare si ricominci, quindi ha fatto bene il governo, il ministro Giovannini, a sottolineare anche con la sua presenza questo nuovo inizio. Io la ringrazio davvero. Io ringrazio lei e tutti voi. Grazie, buon lavoro. Grazie, buon lavoro anche a lei. E noi adesso andiamo subito a Treviso, perché l'ho visto sullo schermo, il nostro Lucio Zanato si sta preparando perché inizia fra pochi minuti la cerimonia, lo ricordiamo, 7 aprile, sono 78 anni dal bombardamento di Treviso, 1600 vittime. Lucio, lo vedo. Lucio, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori di Antena 3, ci troviamo in diretta per questo 7 aprile 2022. Ci troviamo qui perché vogliamo ricordare questi 78 anni passati da quel venerdì santo del 1944, ma soprattutto anche per fare un'analogia con quello che sta capitando in Ucraina. Tanto è vero che questa mattina alle 10 c'è stata la celebrazione della Santa Messa presieduta dal Vescovo Michele Tomasi, e è stato chiaro il suo riferimento a questa guerra inusitata, questa guerra che è fatta di bombardamenti e di morti, e come appunto è capitato qui in quel 7 aprile del 44. 78 anni sono passati, 78 anni da quelle 13:20, 13:29, quello spazio nel quale sopra questa città ci furono 2000 bombe sganciate, pensate, da 159 fortezze volanti. Ci furono 1600 morti, anche se secondo il comune di Treviso sono 1430, di cui 123 bambini. Va ricordato appunto dalle 13:24 alle 13:29 un bombardamento che ancora adesso, ve lo garantisco, per chi l'ha vissuto, seppur magari giovanissimo, fa venire le lacrime. Oggi eravamo all'interno della cappella della chiesa votiva che ricorda appunto con le steli tutti i morti, e ancora adesso abbiamo trovato il fratello di uno dei giovani, era un dodicenne a quel tempo morto, che ha cominciato a piangere davanti alla tomba del fratello dicendo: non è possibile che a distanza di 78 anni si ripetano le stesse immagini. Io non riesco più a vedere la televisione, non riesco più a ascoltare la radio, non riesco più a leggere i giornali perché
perché ogni volta che vedo quelle immagini di Mariupol, quelle immagini di Bucha, fa pensare a Treviso. Ecco perché essere qui oggi è ancora più importante, ha detto il Vescovo Tomasi, perché ricordo e speranza, ricordo di questi morti, ricordo di un'esperienza tremenda per la città, per i cittadini, per i trevigiani, come è stata tremenda la Seconda Guerra Mondiale, e speranza che questo sia un insegnamento a chi in questo momento ha mosso ancora una volta i venti di guerra. Tra l'altro il Vescovo Tomasi ha fatto un riferimento chiaro: noi dobbiamo fare di tutto perché torni la pace, anche se questo dovesse costarci qualche sacrificio, ed è chiaro il riferimento a quelli che sono l'embargo, quello che è l'embargo. Però sempre comunque, ha ribadito il Vescovo Tomasi, sempre comunque con la chiarezza e l'umiltà della pace, in quella, se vogliamo, volontà gandhiana di arrivare a una pace senza l'utilizzo delle armi. Quindi le sanzioni, quindi tutto quello che è possibile fare, rimanendo comunque sulla linea della democrazia, ma riuscire ad arrivare con la persuasione, con la volontà, con le sanzioni a quello che tutti auspichiamo, ovvero alla pace in questa zona. Ci stiamo avvicinando alla prima cerimonia, anzi in realtà la seconda, visto che la prima è stata la celebrazione della Santa Messa. La cerimonia sarà la deposizione di una corona d'alloro in quest'area che è ai piedi della Salone dei 300. Vedete i consiglieri comunali, vedete l'ex sindaco Giancarlo Gentilini, poi lo sentiremo, ovviamente il sindaco Mario Conte e tutte le associazioni con i loro labari sullo scalone dei 300. Questo è un grande segnale, un segnale nel ricordo con i labari, ma un segnale anche per l'attualità, cioè nella speranza. La speranza fatta dalla presenza dei vari consiglieri comunali, fatta dalla speranza di vedere tanti cittadini che anche qui si sono assiepati. Questa, dicevo, è la seconda cerimonia di una giornata che si ripete e che questa volta si ripete in presenza dopo gli anni tra l'altro del Covid. Ricorderete le nostre dirette, ricorderete Piazza dei Signori completamente vuota, ma che comunque ha ricordato il 7 aprile. Ricorderete ancora una volta appunto gli anni scorsi quando questo non era possibile, e questo è un segnale di speranza, di ritornare a ricordare, a ricordarci e ritornare a farlo tutti insieme, magari con la mascherina, magari con attenzione, ma di nuovo tutti assieme. Questo è il segnale di speranza che ci deve guidare, questo è il segnale di speranza che ci deve portare avanti. Noi naturalmente poi nel corso della diretta, che noi porteremo avanti fino alle 13:40, perché vi ricordo alle 13:05 cominceranno i rintocchi appunto per 7 minuti, e lì non ci sarà parola ma ci sarà solo il rintocco appunto in ricordo dei morti in questo bombardamento devastante. Poi prima ci saranno una serie di iniziative, dei canti, dei brani con la banda cittadina e contemporaneamente anche delle letture, come è sempre stato negli anni scorsi, letture appunto di guerra, e tutto questo appunto si concluderà intorno alle 13:40 la nostra diretta. Poi nel pomeriggio, vi ricordo, alle 17 nella chiesetta delle Acquette, nella chiesetta dedicata ai bambini morti appunto durante il bombardamento, ci sarà un'altra celebrazione, e sembra per molti un rituale forse scontato, in realtà mai come adesso, ripeto, ha una sua valenza, un suo senso. Perché? Perché quei bambini, come ha detto giustamente il Vescovo, quei bambini di allora che non hanno potuto esprimersi nei loro talenti, non hanno potuto vivere la vita, in fondo sono gli stessi bambini di oggi che noi abbiamo visto morire sotto i bombardamenti in Ucraina, e quei giovani che combattono da una parte e dall'altra sono gli stessi che hanno combattuto quella guerra, quella seconda guerra mondiale. Quindi eravamo noi quelli che, come si ricorda, ad esempio per quello prima ad esempio vedevamo l'associazione di Dharma, eravamo noi in quel 40-45 tremendo. Credo che adesso ci stiamo preparando alla prima cerimonia,
Credo che ci sarà il suono del silenzio, perché abbiamo visto il trombettista, come vedete presenza notevole non solo dell'amministrazione comunale ma anche di tanti cittadini, poi immancabili gli alpini che presenziano e che fanno anche un po' da servizio d'ordine, e adesso credo che ci stiamo avvicinando al primo momento solenne, insomma, primo momento laico solenne di questa lunga giornata. Vi leggo intanto quella che è l'iscrizione sulla targa. In questo luogo segnato dall'istruzione bellica, il Comune di Treviso e l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra posano questa lapide in memoria delle vittime civili di tutte le guerre, affinché il loro sacrificio rimanga indelebile, monito per i cittadini e possa tracciare la via della pace. Mai come adesso queste parole risuonano importanti, mai come adesso queste parole sono di un'attualità purtroppo tremenda. 7 aprile 1944, 7 aprile 2014, 7 aprile 2022, per non dimenticare, ma soprattutto nella speranza che tutto questo non accada più, e purtroppo invece la realtà continua a raccontarci il contrario. Anche oggi ci racconta di devastazione e ancora adesso ci racconta appunto di morti e di bombardamenti. Credo che siamo pronti per seguire in diretta il momento ufficiale e solenne. Credo ci sarà verrà presa la parola da parte, presumo, del sindaco. Ovviamente come sempre le cerimonie vengono un attimo organizzate, c'è ancora qualche minuto, si deve creare lo spazio perché possa arrivare la corona che poi verrà deposta. Come vedete il sindaco e le altre autorità sono pronte proprio per la prima cerimonia, diciamo laica, di questa giornata. Poi ci sarà ovviamente il suono del silenzio da parte del trombettista della banda musicale di Treviso, e credo che in questo momento forse la cosa migliore sia lasciare lo spazio al suono, ai suoni della piazza. Buongiorno a tutti, alle autorità civili e militari, alle associazioni combattentistiche d'arma e al pubblico presente. Iniziamo ora la cerimonia di deposizione a corona d'oro presso la lapide in ricordo delle vittime civili di tutte le guerre. Per tutti attenti. Onori ai caduti. Avanti la corona. C'è la commemorazione del bombardamento del 1944. Treviso è stata bombardata.
Riposo. Ecco, è terminata la prima parte della cerimonia. C'è ancora un qualche attimo di silenzio e adesso appunto c'è la lettura della preghiera. Per tutti, attenti! Preghiera per le vittime civili di guerra. Signore Dio, grande e potente, che doni la vita e la conservi. Dio grande e buono, che tutto disponi per il bene dei tuoi figli. Dio grande e misericordioso, che hai mandato sulla terra il tuo Cristo a liberare gli uomini dal male, per farne il popolo di redenti e introdurli nella pace santa della tua famiglia. Ascolta la preghiera che a te rivolgiamo con fede. Quante vite, dono del tuo amore, sono state crudelmente stroncate dal selvaggio irrompere di guerre fratricide. Quante case, quante sostanze, segno tra uomini della tua provvidenza paterna, sono state abbattute e distrutte dalla potenza bruta di armi disumane. E gli uomini da te chiamati all'amore si sono consumati nell'odio e da fratelli sono diventati amici. E ne hanno seminato nel mondo la morte, loro, scelti ad essere con te generatori di vita. Pietà, Signore, di tutte le vittime della guerra, delle vite tragicamente stroncate e di tante povere esistenze in cui la guerra ha lasciato la sua triste impronta di corpi straziati e di cuori affranti. Pietà di quelli stessi che un cieco furore ha spinto a scatenare l'odio e la distruzione. Per tutti ti preghiamo, o Padre, perché siamo tutti tuoi figli e vogliamo tutti sentirci fratelli nel perdono, nella comprensione, nell'amore. Tu che nel tuo Figlio hai voluto riunire ciò che era disperso, tu che hai mandato il tuo Spirito ad alitare un soffio di vita tra le ossa aride sparse per trarre un popolo nuovo, uno di mente e di cuore con te. Tu che ci hai prescelto per la gioia piena della pace senza fine, esaudisci, o Signore, la nostra preghiera e interceda per noi Maria, madre del tuo Figlio Gesù, lei che veneriamo nelle pene e nei gaudi della sua maternità divina. Invochiamo con fiducia, Regina della Pace. Amen. Riposo! Ecco, avete sentito la lettura della preghiera da parte della consigliera Campora e questo dà il senso della sacralità. La parola al Presidente dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, dottor Dino Daniotti. Adesso sentiamo appunto il dottor Dino Daniotti e il suo commento. Buongiorno a tutti, rinnovo i ringraziamenti alle autorità civili e militari presenti e alle associazioni combattentistiche e con grande animo e con grande emozione ringrazio anche tutta la popolazione arrivata qui per questo momento di memoria, di ricordo e di condivisione di quei dolori che Treviso ha subito 78 anni fa e che le vittime civili di quel bombardamento cruento, quelle tuttora viventi, stanno ancora sopportando i dolori di quegli atroci atti. Questo momento di ricordare le vittime civili di guerra mi riporta un momentino a quegli tragici eventi che sono succeduti in questi anni nei vari paesi del mondo ed in modo particolare in questo momento, questo triste momento in cui il popolo ucraino sta vivendo la sua atroce tragedia. Siamo vicini di spirito come vittime civili perché, come ci tramandano anche le notizie giornalistiche, sono le popolazioni civili ormai che ci rimettono il maggior numero di deceduti o di feriti o mutilati. Per questo un invito a tutti noi
ciascuno nelle proprie istituzioni, nelle proprie possibilità, veda un momentino di trovare quel bandolo della matassa che porta alla pace e alla pace. Grazie a tutti e buona giornata. Diamo ora la parola al sindaco della città di Treviso, dottor Mario Conte. Buongiorno a tutti, intanto ci ritroviamo da comunità a celebrare questa data che ha segnato la storia della città di Treviso e lo facciamo dopo 2 anni dove le celebrazioni tra l'altro sono state in forma ridotta e addirittura un anno mi sono trovato da solo a celebrare questa data che per chi indossa questa fascia pesa davvero tanto. È incredibile come 78 anni dopo, se accendiamo la televisione in questo momento, vediamo le stesse immagini che tanto hanno ferito la nostra comunità, che tanto dolore hanno provocato, perché quando parlo con quelle persone che l'hanno vissuto, che hanno vissuto quegli attimi, quei minuti, la prima parola che mi dicono è quanta paura, quanto dolore, quanta sofferenza, e si percepisce in modo evidente che è un dolore che ancora portano dentro e che nemmeno il tempo riuscirà a cancellare. Allora pensate gli effetti della guerra in Europa che stiamo vivendo, quali saranno su quelle popolazioni che oggi noi stiamo cercando in tutti i modi di aiutare. Oggi per me è un momento un po' più leggero perché oggi non sono da solo ma sono accompagnato dalle autorità ma soprattutto dalla comunità, quella comunità che deve recuperare la pace sociale, perché le sfide che ci aspettano della ripartenza sono simili a quel periodo che è seguito al bombardamento. Dobbiamo ricostruire la nostra comunità, la nostra società, e lo dobbiamo fare da comunità, aiutandoci, mettendo al centro la persona, mettendo al centro i valori della nostra terra, della nostra città, e credendo che soltanto facendo squadra, aiutandoci, potremo ripartire. Io sono orgoglioso di rappresentare questa comunità oggi in modo particolare perché si è dimostrata una vera comunità che ha mostrato un lato solidale e ha mostrato la fratellanza proprio nei momenti più complicati. Ecco, oggi sono a chiedere ancora una volta di rimanere uniti, di recuperare anche quei rapporti che in questi 2 anni sono stati interrotti o rotti da una pandemia, da tematiche che hanno di fatto diviso la comunità, ma dobbiamo recuperare la pace sociale, lo dobbiamo per il futuro delle nostre generazioni, lo dobbiamo per la nostra città e per la nostra comunità. Grazie al Presidente Daniotti che è sempre protagonista di questi momenti di ricordo e di valorizzazione di quella che è la storia della nostra città, e tante volte ci siamo ripetuti che da questi episodi noi dovremmo imparare, però se accendiamo la televisione evidentemente ancora qualcosa non funziona nel mondo, non dico qui a Treviso. Però sono convinto che da qui possa partire un messaggio di pace forte. Quindi grazie davvero a tutti per essere qui presenti e attendiamo i rintocchi, quegli 11 minuti di rintocchi della Torre Civica che sapete sono un momento davvero fortissimo per la nostra comunità. Grazie a tutte le autorità per essere qui presenti e un grazie di cuore alla mia comunità per essere qui accanto a me oggi. La cerimonia è conclusa, ci trasferiamo adesso in Piazza dei Signori in attesa dei ritocchi del campanone. Grazie. Ecco, si è conclusa quindi questa prima parte, diciamo, delle cerimonie laiche di questo 7 aprile 2022, una cerimonia, come avete sentito, ancora più carica di significato. Adesso, mentre noi ci trasferiamo con i cittadini, col prefetto, ci trasferiamo verso Piazza dei Signori, vogliamo portarvi a riflettere
riflettere proprio in questo momento così simile per certi versi a quanto sta accadendo in Ucraina. Il bombardamento, le devastazioni, più tardi grazie alla regia di Tony Esposito riproporremo anche alcune immagini storiche di quella situazione, perché se non si vede non si crede. E poi un'altra cosa importante è che dagli errori del passato si deve cercare di costruire il futuro, e proprio per questo siamo qui oggi, ma probabilmente, come dice qualcuno, l'insegnamento non è servito, la lezione non è stata efficace, evidentemente, perché se siamo qui ancora una volta a parlare di guerre, a parlare di devastazioni, a parlare di morte, soprattutto di questo gelido vento di morte, come l'hanno raccontato in tanti, perché quel momento subito dopo il bombardamento la gente è uscita dai bunker, dai luoghi, dai sottoscala, da dove insomma si erano rifugiati, e c'era un vento di morte in quel venerdì santo, appunto, del 7 aprile 1944. Come vedete, nel frattempo siamo giunti in Piazza dei Signori e come vedete c'è una rappresentanza della banda cittadina che alternerà brani a letture proprio dedicate al vostro, al 7 aprile per tutti noi. È ancora il tempo di ascoltare, di sentire, è ancora il tempo di riproporre questi momenti, perché non bisogna dimenticare. Noi abbiamo vissuto, i nostri genitori, i nostri nonni hanno vissuto questa esperienza tremenda. Adesso sentiremo anche qualche persona che l'ha vissuto direttamente e indirettamente, ma quello che mi piacerebbe sentire, nell'attesa che inizi così il secondo momento laico di questo ricordo, quello che mi piace capire è quanto la gente vive questo momento guardando all'Ucraina. E proprio per questo, allora, nell'attesa io mi avvicinerei ad alcune persone. Posso disturbarvi? Buongiorno, siamo in diretta su Antena 3. Intanto, perché siete qui oggi? Per ricordare? Per ricordare, prima il bombardamento, secondo invalidi civili. Ecco. Io sono mutilato civile. Orfano di guerra. Senta, di questo 7 aprile, del 44, voi come vedete l'analogia con il 7 aprile del 2022 guardando l'Ucraina? Sono due cose molto differenti. Loro è una cosa, adesso l'Ucraina è un'altra cosa. Però le devastazioni sono uguali, Mariupol... Più o meno, guardando la televisione è la stessa cosa. Forse siamo in una posizione peggiore ancora, perché c'è sempre un pericolo che la guerra si espanda un po', che venga mondiale, e naturalmente se viene una guerra mondiale con le armi atomiche è veramente peggio ancora del 1944, secondo me. Ecco, senta, però noi da qui possiamo dare un segnale, secondo voi, con questo ricordo, con questa manifestazione? Ma penso che per Putin ormai ha preso una linea che queste manifestazioni non possano neanche interessarli, perché come giudico io personalmente Putin è una persona che si è prefissata ed è inutile a fare convegni, ritrovi, sembra sempre che sia qualcosa di chiaro, ma a lui non interessa niente. Questo dal punto di vista mio sarà anche sbagliato. Secondo me dovrebbe intervenire l'ONU. Bisogna intervenire.
Secondo me. Ma oggi il vescovo ad esempio... Non sono un politico. Ma oggi ad esempio il vescovo ha detto bisogna continuare con quelle che sono, diciamo, le nostre armi della legalità, cioè quindi con le sanzioni, cioè lavorare su una situazione diversa che non sia quello di fornire le armi. Certo. Ma d'altronde dobbiamo continuare. Dobbiamo continuare, ma... Perché se non si va d'accordo, appunto trovandosi seduti faccia a faccia a parlare, l'unica soluzione è quella questa per evitare l'evolversi della guerra. Grazie, molto gentili. Lucio. Grazie. Avete sentito? Questa è Lucio, una rappresentanza, non so insomma, se mi dei senti. cittadini. Sì. Volevo sì. dirti anche, è intervenuto ovviamente anche il presidente Zaia ricordando il 7 aprile il bombardamento di Treviso, e dice: da quell'apocalisse ed altri simili che hanno travolto tutto il paese è nata per noi quella consapevolezza del valore della pace, essenziale a quel progresso umano, sociale ed economico senza precedenti che ha visto protagonista la nostra regione del dopoguerra. Oggi, dice, stiamo assistendo nuovamente a quello che credevamo ormai impossibile. In Europa c'è ancora chi ritiene la guerra un'opzione da giocarsi sul tavolo della politica. L'aggressione internazionale un atto legittimo, il massacro dei civili un prezzo da pagare. Queste le parole del presidente Zaia. Fra l'altro, Lucio, visto che lì anche li abbiamo sentiti adesso, davvero anche i cittadini, tanti cittadini che hanno voluto partecipare a questo momento. Sì, assolutamente sì, sono tanti cittadini, li vedremo poi naturalmente nel corso dei minuti più importanti, quelli dei rintocchi, questi 7 minuti tremendi che furono dalle 13:23-24 fino alle 13:29 più o meno, e proprio in quel periodo vennero sganciate oltre 2000 bombe proprio qui in questa cittadina, creando una devastazione che poi naturalmente faremo rivedere nelle immagini in bianco e nero, e quelle immagini in bianco e nero sono tremendamente simili a quelle che noi vediamo anche seppur a colori di luoghi come Mariupol. Non so se hai notato, quel bianco e nero rimane nella devastazione delle case, nella devastazione dei paesi, nella morte della gente. Tutto assume un colore grigio di morte. Bene, noi continuiamo nell'attesa che inizi la seconda parte della cerimonia laica, raccontando un po' attraverso le parole della gente quello che, chiamiamo così, è il momento. Anzi, ne approfittiamo perché abbiamo il maestro Chialparini, maestro della banda cittadina. Buongiorno, siamo in diretta su Antena 3. Allora, che cosa è previsto come brani in ricordo di questo 7 aprile? Ho previsto 4 brani, uno di Palestrina, dopo c'è un Agnus Dei che ho scritto appositamente per oggi, per la durata necessaria, poi un terzo brano sarà E ora la pace di Beppi De Marzi, e alla fine sarà una preghiera alla Maria di Grovlez che ha scritto, è un'Ave Maria fantastica. Ecco, qual è l'ispirazione? È l'ispirazione di pace o l'ispirazione del ricordo di guerra? Dunque, essendo stato coinvolto in prima persona nelle disgrazie del 7 aprile come parenti, non è né un ricordo di guerra né un ricordo di pace, ma un ricordo di innocenti. Gli innocenti che anche in questo momento in un'altra parte del mondo, in altre parti del mondo stanno soccombendo. In molte parti del mondo gli innocenti patiscono le follie dei grandi. Grazie al maestro Chialparini, quindi noi siamo pronti a seguire questa seconda parte, diciamo, della cerimonia laica. Nel frattempo noi ci avviciniamo alla gente perché vogliamo sentire la gente e vogliamo sentire il ricordo della gente. Signora, buongiorno. Siamo in diretta su Antena 3. Senta, lei è qui oggi perché? Per ricordare i morti del 44. Io ero piccola, 5 anni, ma mi ricordo perché mio papà è morto per causa di guerra
quindi naturalmente non posso dimenticarlo, anche perché Dagnotti era fatto tanto per la mia famiglia, allora bisogna che sia. Senta, però adesso che sono passati 78 anni e rivedere delle immagini simili alla televisione, che effetto le fa? Mi fa cavare il cuore, vale. Mi piace sempre a vedere se disgraziai, tanta gente morta per strada e dopo fai una cosa, fossa comune e tutti buttano, per carità. No, guarda, no, non si riesce. Parte mia ormai è metà, ma se per me le vode, per me fioi, chi è più giovane, insomma. Ma senta, ma non abbiamo proprio imparato nulla? No. Ma facciamo così tanto presto a dimenticarci le devastazioni? Non si dimenticare, perché chi che ha provato non si dimenticherà mai. Però che ci sia ancora al mondo gente che, non so, mi dico sinceramente che se non mette da mano qua non si va fuori da nessuna parte. La ringrazio signora. Il tema della fede è quello che ha richiamato anche il Vescovo nel corso della celebrazione di questa mattina, oltretutto richiamando e chiedendo l'indulgenza della Madonna proprio nella chiesa dedicata appunto a Maria Ausiliatrice della chiesa votiva, che è la chiesa costruita proprio in ricordo e che ha vicino appunto la cappella con i morti, il ricordo dei morti di quel 7 aprile 1944 che noi ci aspettiamo, che noi ci prospettiamo di rivedere. Però io ne approfitto nell'attesa perché naturalmente testimone, siamo in diretta, Giancarlo Gentilini. Ecco, Giancarlo Gentilini, inevitabile il suo commento per questo 7 aprile 2022 in ricordo del 7 aprile 44. Io credo che questa è una data storica, però intrisa di sangue innocente. Io credo che deve partire da Treviso un monito, un invito affinché non succedano più questi delitti contro l'umanità. Purtroppo i filosofi dicevano homo homini lupus, ma aspetta agli uomini prendere per le corna la cattiveria e l'odio e vivere in pace, perché è tempo di finire con questi odi, perché se c'è un maggiore odio forse sparisce anche la terra, e questo è un momento molto tragico e io spero che il Papa possa andare in Ucraina, perché anche se dovesse essere ucciso diventa santo, ma si può anche sacrificare la vita per la pace mondiale, sia chiaro. Senta Gentilini, lei si ricorda quel tempo? Credo di essere uno dei pochi che ha vissuto in prima persona e che appena terminato il bombardamento col vescovo di allora e con tutti i pretini ho percorso tutta questa strada del cercando di estrarre tutti i morti e cercare di ricostruire le persone, perché poi le portavamo in piazza San Leonardo in modo per il riconoscimento. Ecco, Senta, e vedendo invece le immagini che vengono tutti i giorni, tutte le ore dall'Ucraina, cosa prova? Provo una tristezza enorme, senza limiti, perché dico, come si può vivere in mezzo alla morte, alle sofferenze, quando il mondo è bello, fantastico. La vita insomma è da vivere. E la vita, ricordati che la vita va vissuta
non distrutta, sia chiaro. Grazie a Giancarlo Gentilini, grazie, casomai lo ritroveremo dopo. Adesso noi ci avviciniamo alla seconda parte che sta per iniziare, ci avviciniamo, come sentite c'è già un primo commento, con Nicoletta ci portiamo proprio davanti all'entrata della prefettura. Chiedo scusa, permesso, ecco qua, adesso io metto il microfono e ecco, sentiamo un attimo l'audio. Oggi avremo questo connubio tra recitazione e musica, dove gli alunni della scuola media Stefanini vi leggeranno alcuni brani tratti da un libro molto importante di Giuseppe Berto, Il cielo rosso, il quale in questo libro Berto racconta la sua esperienza non solo di ragazzo, ma di ragazzo dopo il bombardamento del 7 aprile a Treviso, e cosa questi ragazzi, girando per Treviso, hanno trovato di diverso da pochi minuti prima. Bene, diamo inizio con la prima lettura tratta da Il cielo rosso di Giuseppe Berto. Grazie. L'obiettivo è una stazione, un cavalcavia, un ponte dei fasci binari. Così dall'alto sembrano giocattoli per bambini. Quelle cose si devono colpire, perché il nemico se ne serve per la sua guerra. Ma intorno e vicino ad esse ci sono delle altre cose, ugualmente piccole come giocattoli per bambini. Sono le case delle città, che sulle carte non sono segnate con i segni speciali che mettono in risalto l'obiettivo. Perciò si trascurano. È come se non ci fossero. E si trascura anche che dentro le case vive la gente, molta gente. Forse la piccola città ha più di 100.000 abitanti ora, che tanti profughi vi sono rifugiati dalle città vicine. Più di 100.000 persone cadute nel terrore hanno visto le luci e sentito i motori e hanno capito. Ma gli altri nel cielo non pensano a ciò. Essi non sanno nulla della gente che si preparano ad uccidere. Non sanno come parli e come viva, con quali speranze e con quali miserie. Non hanno mai visto nessuna di quelle 100.000 persone. Le loro mani hanno un gesto semplice per muovere le leve. Gli sportelli sotto le carlinghe sono aperti e le bombe scivolano nell'aria. Essi non possono sentire il rumore che fanno le bombe quando cadono. Gli aerei sganciano informazione ed ogni informazione è ampia, copre la stazione e molte case intorno. Ansiosamente gli uomini che hanno tirato le leve guardano sotto e osservano i lampi improvvisi delle dirompenti e le irruzioni luminose delle incendiarie. Colpi ben centrati nei pressi dell'obiettivo. Le formazioni compiono un largo giro e ritornano sulla città. Ormai anche quelle ridicole mitragliere hanno smesso di sparare. Sotto vi è una nuvola di polvere e fumo attraverso cui si scorgono appena gli incendi e le eruzioni delle bombe che continua. La stazione, i binari, il cavalcavia, tutto è coperto dalla nuvola che la luce dei razzi non riesce a penetrare. Essi sganciano nel mezzo. Con un così grande numero di bombe, con una così vasta zona bersagliera, l'obiettivo verrà certamente colpito. E se per fare ciò essi hanno prodotto una somma di dolore umano che niente potrà cancellare, nessun bene mai sulla terra, questa è una cosa che non ha importanza. Giuseppe Berto, Il cielo è rosso, parole che ci riportano inevitabilmente all'Ucraina. E adesso il primo brano.
E adesso si procederà alla seconda lettura degli alunni della Stefanini, delle classi seconde della Stefanini. Appena sulla via di Sant'Agnese cominciarono a notare i segni della distruzione. I lati della strada erano ingombri di rottami caduti dalle case e nell'aria c'era odore di fuoco e di polvere e di roba vecchia. A tratti arrivava il fumo degli incendi che bruciava nella gola e negli occhi. La luce rossa del cielo veniva assorbita da un polviscolo spesso e non si riusciva a vedere lontano. Le poche persone che erano in giro apparivano e sparivano rapidamente. Era gente diversa da quella del rifugio, che non si agitava e diceva appena le parole necessarie. Questi andavano per la strada o lavoravano a tirar fuori dalle case la loro roba e parevano tutti presi da ciò che facevano, andare o lavorare. Anche chiamandosi o lamentandosi, essi usavano dei suoni brevi e soffocati, o almeno così pareva, perché il rumore del fuoco era adesso più vicino. Tullio andava avanti in silenzio e le due ragazze lo seguivano, anch'esse senza parlare. A tratti Giulia si fermava perché aveva dei colpi di tosse violenta, forse a causa della polvere e del fumo. Essi camminavano al centro della strada per evitare il pericolo dei rottami che ancora potevano cadere dall'alto. La rovina si mostrava sempre più evidente. In certe case pezzi interi di muro erano crollati e in certe altre il tetto aveva ceduto e attraverso le finestre, in alto, si vedeva il cielo rossastro dall'altra parte. Era là intorno che la gente si affaccendava di più a tirar fuori la roba. Essi camminavano in silenzio, ciascuno con pensieri differenti. Tullio avrebbe voluto essere solo e libero e faceva ogni cosa per mettere in evidenza il suo malumore. Forse sperava che sarebbero tornati indietro se egli faceva così. Carla ne provava amarezza e dispetto e si era chiusa, ma non sarebbe tornata indietro. Giulia capiva di essere esclusa da loro. Erano insieme e non uniti e camminavano in silenzio. Trovarono un ferito, disteso in mezzo alla strada, con una coperta fino al mento. Doveva essere grave, perché stava come morto e non si lamentava. Solo ogni tanto muoveva la bocca biascicando e da questo si capiva che non era morto. Essi si fermarono a guardarlo, con un senso di rispetto e di pietà. Era il primo ferito che vedevano.
girarono verso il fondo della piazza, dove era l'incendio. La gente che si muoveva nella luce rossa e confusa aveva un aspetto pauroso. Erano militari e borghesi insieme, e tutti portavano roba o barelle, con sopra i feriti e i morti. Da lontano erano come macchie scure, senza rumore di passi o di voci. Ma da vicino apparivano trasformati, con gli occhi scavati e scuri, e il resto del viso che risaltava troppo all'infuori. Un soldato col fucile e l'elmetto li fermò all'estremità della piazza e non li lasciò andare avanti, perché la zona era pericolosa. Si accorsero che stupidamente erano andati per passare proprio dove c'era il fuoco. Ma anche all'imbocco delle altre strade, soldati col fucile e l'elmetto facevano la guardia e non lasciavano passare. «Ci sono le nostre case là avanti», disse Tullio a un soldato. «Forse qualcuno è ancora vivo, dobbiamo andare a vedere». «Passano solo le squadre di soccorso», disse il soldato. «Voi non potete passare». Tullio provò ad insistere. «Noi siamo pratici delle strade», disse. «Siamo capaci di girare dappertutto». Ma il soldato non si lasciò convincere. «Se cercate qualcuno, andate a vedere in chiesa. Quelli che trovano li portano tutti lì». Essi tornarono indietro, verso la chiesa. Si entrava da una porta sul lato lungo, in mezzo alla navata maggiore. Sopra una cassa vi era un lume ad acetilene, con una luce forte e cruda, un odore acuto e un lieve soffio nella fiamma. Chi si muoveva intorno al lume faceva delle ombre che andavano lontano sulle pareti e sul soffitto, mostruosamente grandi. Vicino al lume i feriti stavano distesi sul pavimento, bambini, donne, uomini seminudi. Avevano le carni sporche e in qualche punto insanguinate, o anche bianche, nei punti dove non erano né sporche né insanguinate. E allora apparivano troppo bianche, come di cera. Quasi tutti avevano gli occhi chiusi e un'espressione assente o sottomessa sul volto, e gemevano in un modo stanco, ripetuto. Solo quando i medici si avvicinavano non potevano fare molto, cercavano soprattutto di risparmiare il materiale. Qualche volta essi guardavano solo le ferite, senza toccarle, e si limitavano ad iniettare qualcosa nella carne perché quella gente trovasse una via più facile per morire. Adesso, maestro, ora la pace di Beppi De Marci.
Dopo questo applauso, dopo il rintocco, adesso sentiamo cosa dice il sindaco. Vi presento Giulia e Anna, sono da poco arrivate dall'Ucraina. Capite che basta guardarle negli occhi per capire che non servono tante altre riflessioni di geopolitica, speculazioni economiche per capire che questa guerra in Ucraina e in Europa deve finire. Guardiamole negli occhi per capire che deve finire. Sono gli stessi occhi di quei bambini che 78 anni fa, 123 non ce l'hanno più fatta, e gli altri invece sono qui con noi, ce ne sono davvero tanti. Occhi che gridano alla paura, occhi che gridano al dolore, sono stati strappati come sono stati strappati i nostri bambini dalle loro case, dai loro giochi, dai loro amici, dalle loro scuole, dalle loro comunità, dalle bombe, dalla violenza, dall'intolleranza. E noi siamo qui oggi, dopo 2 anni che questa ricorrenza è stata celebrata in forma ridotta, anzi grazie per essere qui oggi con me, perché il peso di questa cerimonia in questa piazza da solo era davvero insopportabile. È un peso della storia della città di Treviso che da solo non potevo sostenere. Oggi sono con la mia comunità, con le autorità, con tutte quelle persone che ognuno di noi ha in casa e che quel terribile 7 aprile del 44 l'ha vissuto, l'ha sentito, e che il dolore che portano dentro da 78 anni che il tempo non cancellerà, ma che fa parte della storia della città di Treviso. Troppe volte ci siamo detti che quegli episodi di violenza almeno potessero servire per insegnare agli adulti che la guerra non deve più succedere, ma se oggi, in questo momento, proprio in questo momento, accendiamo le televisioni, delle bombe stanno cadendo, dei civili stanno morendo, dei bambini stanno morendo e un popolo sta scappando dall'Ucraina. Quindi evidentemente qualcosa non funziona nella testa degli adulti, nella testa dell'uomo, non nella testa di questi bambini, non nelle teste di quei bambini che hanno rischiato di morire, peggio ancora sono morti quel 7 aprile del 1944. È difficile trovare parole quando parli con i testimoni di quel 7 aprile del 44 e parli con i loro genitori, parli con quelle persone che oggi ci chiedono disperatamente aiuto, e noi ci stiamo dimostrando comunità pronti a tendere una mano, pronti ad aprire le nostre case per aiutare un popolo in fuga e soprattutto pronti a ricostruire il futuro della nostra comunità. Siamo reduci da 2 anni complicatissimi, dove tra l'altro abbiamo perso una fetta importante di comunità. Però da quelle macerie del 44 alle macerie di oggi, che sono più macerie sociali più che di edifici, sono macerie morali più che di ricostruzione, noi dobbiamo ripartire. Allora l'appello che faccio è, l'ho detto anche prima, recuperiamo quella pace sociale che è stata minata da tante
da tanti problemi, da tante paure, da tanti dubbi che hanno messo in discussione i rapporti all'interno delle stesse famiglie, al lavoro, tra gli amici. Ognuno di noi ha rotto i rapporti con qualcuno perché c'era un punto di vista diverso. Oggi siamo chiamati però a rispondere da comunità ai problemi che arrivano dal nostro paese e dall'Europa, e lo dobbiamo fare solo se recupereremo quello spirito di comunità, solo se ci dimostreremo una volta per tutti maturi. Allora significherà che quel 7 aprile del 44, almeno per la nostra comunità, è servito a capire che la guerra non è la soluzione, che le bombe non sono la soluzione ma sono il problema. Grazie per essere qui con me oggi, un saluto a tutte le autorità, al prefetto, a tutte le associazioni combattentistiche, a tutti coloro che portano la testimonianza di quel maledetto 7 aprile oggi alla Chiesa votiva, nel guardare quelle lapidi che richiamavano tutti la data di morte 7 aprile 1944. È qualcosa di devastante per chi indossa questa fascia. Credetemi, oggi pesa una tonnellata, pesa perché sento la storia e la responsabilità di una città e di una comunità che si sta dimostrando straordinaria. Chiudo dicendo: guardatele negli occhi, e quando guardate Anna e Giulia dovete vedere gli occhi di migliaia di bambini. Centinaia sono arrivati nella nostra provincia, migliaia stanno scappando dall'Ucraina, e quando vedete questi occhi pensate a tutti gli altri bambini del mondo che stanno soffrendo, e pensate anche a quei trevigiani che il 7 aprile erano bambini e avevano gli stessi occhi di paura. Perché quando vado nelle case di riposo a parlare con i nostri anziani, la prima cosa che mi dicono, riferendosi a quel maledetto giorno, è: signor Sindaco, quanta paura. E ancora oggi si ricordano il rumore, la distruzione, i morti, la perdita dei familiari, la perdita di amici, e una città che era stata distrutta materialmente, moralmente. Però da lì siamo ripartiti, e oggi io sono a richiamare quello spirito di ricostruzione, di ripartenza, di rinascita che ha caratterizzato e ci rende unici al mondo. La comunità trevigiana ha saputo ripartire, di alzarsi e ricostruire, e da lì noi dobbiamo ripartire. Lo dobbiamo per loro, lo dobbiamo per le future generazioni. E chiudo anche con un: torniamo a volerci bene. Non dobbiamo temere di dirci una volta in più che ci vogliamo bene, perché troppe tensioni, troppe cattiverie hanno purtroppo caratterizzato non la comunità trevigiana, l'intera comunità mondiale. Però da qui, con questi rintocchi, può partire un messaggio di speranza, di ricostruzione, di pace sociale. E ricordatevi che lo dobbiamo a loro. Non servono tante altre riflessioni di geopolitica o di speculazione mondiale. La guerra deve finire subito, perché lo dobbiamo a loro. Grazie di cuore a tutti, viva Treviso e viva la pace! Io volevo dire una cosa: noi non siamo venuti a fare un concerto stamattina, siamo venuti a cercare di darvi emozioni, perché sono le uniche che non hanno bisogno di traduttori linguistici, non hanno bisogno di religioni, ma parlano direttamente all'anima. Noi adesso ci congediamo da voi con un invito scritto da Gomez, che è uno spagnolo, che è un'Ave Maria che ci porti assolutamente verso quello che diceva il sindaco: volerci bene perché esistiamo e perché vogliamo solamente il bene ognuno dell'altro e non solo il nostro.
Ecco, con questi applausi che si è conclusa la cerimonia. Pare che forse ci sono ancora delle parole da parte del no, non c'è. Allora noi proseguiamo sentendo i giovani, perché in questa tornata avete visto, i giovani sono stati il centro di questo ricordo. Il sindaco ha voluto 2 bambine ucraine, però noi abbiamo gli studenti delle Stefanini. Il tuo nome? Edoardo. Edoardo, hai letto un brano del Cielo rosso di Giuseppe Berto. Ecco, quello che hai letto racconta un pezzo di quel 7 aprile qui. Tu come l'hai letto? Cosa hai sentito leggendo quelle parole? Io personalmente ho capito che durante i bombardamenti di questo 7 aprile migliaia di persone sono morti e chi andava a bombardare lo faceva consapevolmente di bombardare un popolo, però non sapeva con quali speranze e con quali ideali vivesse. Quindi secondo Senti, però dopo aver letto questo e vedendo costantemente in televisione quello che capita in Ucraina, che sensazione hai? Io penso che dalla storia bisognerebbe imparare, però quest'oggi bisognerebbe imparare dalla storia, ma non sempre si vuole capire. Ecco, grazie. Però abbiamo anche gli altri 2 ragazzi. Allora, tu invece che brano hai scelto, hai letto di Giuseppe Berto? L'ultimo pezzo ho letto. Che parla poi di queste persone che vanno all'interno del bombardamento, che si muovono, che vengono fermati. Ti sembra di vedere un po' Mariupol? Sì, esatto. Quindi non abbiamo imparato niente? No, è una cosa molto importante. Io ho letto il pezzo in cui la gente va in mezzo alle strade, dove però i soldati li fermano e gli dicono di andare nella chiesa, dove ci sono appunto queste persone che stanno per morire. E una cosa... Ti sembra possibile nella Treviso che vivi oggi? No, è la cosa impensabile, è questa appunto. Eppure è accaduta e soprattutto sta accadendo da un'altra parte qui vicino in Ucraina. Qual è il tuo pensiero da giovane che guarda il futuro? Che la storia ci ha insegnato che queste cose non dovrebbero riaccadere, perché sono delle cose mostruose e nella mente degli adulti, come in Ucraina, sta risuccedendo. Immagino che voi abbiate fatto uno studio sul libro di Giuseppe Berto, o avete scelto, avete letto solo dei brani, oppure tutto il libro siete riusciti a leggerlo? No, abbiamo letto semplicemente questi brani, non abbiamo... Ecco, quando i professori vi hanno raccontato chi era Giuseppe Berto, vi hanno raccontato un po' chi era questo giornalista, questo scrittore? Poco nulla? No, non già. Ecco, allora un buon motivo per andare a leggerlo, perché Il cielo è rosso è uno dei libri che racconta la Treviso della Seconda Guerra Mondiale, una Treviso piccola, minuta, una Treviso. Vi invito a leggerlo perché è struggente per certi versi e dà un colore bianco e nero a questa città che solo Giuseppe Berto è riuscito a raccontare. Noi adesso però andiamo avanti, perché tra un po' daremo la linea alla pubblicità, però è giusto che ci avviciniamo alle persone che poi ci saluteranno. Allora vediamo se riusciamo a raggiungere, io comincerei con il sindaco. Chiedo scusa signor sindaco. Grazie. È finito questo 7 aprile, il primo 7 aprile nuovamente in presenza, però un 7 aprile che pesa come un macigno con quello che ci sta capitando intorno. Assolutamente sì, per fortuna avevo con me la comunità, che poi è anche quell'elemento che mi dà forza, mi dà la forza di andare avanti, soprattutto nei momenti più complicati, e credo che questa data oggi rappresenti un momento complicato per l'umanità, nel senso che... Ma cosa possiamo fare noi? Cosa possiamo fare noi da Treviso per fermare questa devastazione? E soprattutto perché poi lei punta molto su questa, diciamo così, devastazione sociale che stiamo subendo? Ma io credo che sarebbe già qualcosa di importante se guardassimo negli occhi la Giulia e Anna, quelle 2 bambine appena arrivate dall'Ucraina. Già quello basterebbe per far cessare il conflitto, perché hanno negli occhi la purezza, la trasparenza,
l'onestà, la semplicità dei bambini, quei bambini che la guerra non la farebbero mai, risolverebbero le questioni con dei fiori, con un gioco con la palla. Evidentemente c'è qualcosa che non funziona in questa umanità. Non credo che servano tante analisi geopolitiche, come dicevo prima, o speculazioni per capire che la guerra e le bombe sono il problema e non la soluzione, e quindi ho voluto portare loro come testimonial di pace, invitando tutti a guardarle negli occhi, immaginando di vedere gli occhi di quei bambini che il 7 aprile del 1944 rappresentavano la stessa paura e lo stesso dolore, e che oggi però evidentemente ancora non abbiamo capito. Cosa possiamo fare? Poco, pregare certamente e guardare negli occhi i bambini, sperando che gli adulti abbiano un po' di coscienza. Oggi il Vescovo Tomasi nella sua riflessione alla Chiesa votiva diceva: dobbiamo proseguire di fatto con quelle che sono le armi della pace ma della perseveranza, ad esempio continuare con le restrizioni, anche se questo poi ci porterà a un'economia di guerra pure a noi. Siamo di fatto in un'economia di guerra perché sta saltando il sistema, giusto per passare dai morti all'economia, sta saltando il quadro economico della tenuta dei bilanci comunali, perché si parla di lavori pubblici, si parla di caro bollette, si parla di aumento dei costi dell'energia, si parla di aumento delle materie prime. Insomma, è un'economia di guerra quella che stiamo vivendo. Di fatto le nostre comunità sono in ginocchio, così come lo sono le istituzioni, però deve cessare il conflitto, devono terminare i morti e dopo da un problema economico ci si può riprendere, ma se ci mettiamo a fare la conta dei morti civili, quelli non si potremo più recuperarli. Grazie Sindaco, sono le 13:30, credo Daniela sia il momento di ridarti la linea per la pubblicità, se hai delle domande, e dopodiché noi riprenderemo ancora la Piazza dei Signori per un'altra decina di minuti. No, grazie Lucio, noi andiamo subito in pubblicità, poi torneremo da te, insomma, in Piazza dei Signori a Treviso per questa cerimonia importante del 78esimo, lo ricordiamo, anniversario del bombardamento della città. Pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio ed ora ci ricolleghiamo subito in diretta con Lucio Zanatto, che si trova in Piazza dei Signori a Treviso, dove l'avete vista, si è svolta la cerimonia per il 78esimo anniversario del bombardamento di Treviso. Lucio. Sì Daniela, sono qui con gli alpini perché immancabili in questa cerimonia, immancabili ovunque ci sia da essere presenti per ricordare, ma anche nella speranza di un futuro. Del resto gli alpini sono quelli che hanno fatto la campagna di Russia, lo ricordiamo, ma sono anche gli stessi che poi sono tornati e hanno costruito degli asili proprio nella stessa Russia che li hanno visti combattere, quindi il segno di pace dopo il segno di guerra. Sono con Adriano Giuliato, ma sono con tutti gli alpini, alcuni, la rappresentanza degli alpini, il gruppo Città di Treviso. Adriano Giuliato, intanto mettiamoci di fronte. Allora, intanto un commento su questo ricordo, questo 7 aprile, visto da un alpino nei giorni in cui c'è anche una giornata dedicata agli alpini. Beh, per quanto riguarda il 7 aprile, io in quel momento non ero ancora nato, per cui... Però ho sempre sentito parlare, sempre vissuto, anche io non ero nato, però il 7 aprile è dentro di noi perché è nella vita, nel ricordo dei nostri cari. Indubbiamente è una cosa che ti rimane nel cuore, che fai fatica a dimenticare. In effetti io sono sempre presente ogni volta che posso, a parte gli ultimi 2 anni purtroppo, però mi auguro che ci siano molti trevigiani invece che si ricordino o vengano presenti in questa cerimonia, perché è molto toccante. Ecco, da alpino una cerimonia che ricorda un bombardamento, ricorda le devastazioni della guerra, qual è la sensazione? Ma è una sensazione di non poter fare niente, di subire le cose e di non esserci rimedio, le devi solo subire, non puoi fare niente, puoi solo che scappare eventualmente per salvare la tua vita, non puoi fare altro. In questi giorni si ricorda appunto la giornata dell'alpino, è stata decretata ufficialmente. Per le Penne Nere cosa significa? Beh, un bel riconoscimento, d'altronde il nostro motto è aiutiamo i vivi per ricordare i morti, sicché credo che se lo Stato
è arrivato questo, vuol dire che qualcosa di buono nella vita abbiamo fatto. Ecco, ricordare, non è che questo verbo ce lo stiamo veramente dimenticando, perché se torniamo alle guerre, se torniamo alle devastazioni che vediamo ogni giorno, vuol dire che non abbiamo imparato nulla, non abbiamo ricordato nulla, non c'è lezione per noi. Allora mi sembra che ci sia un detto che dice: se non conosci la storia non puoi andare avanti nella vita. È vero, se non sai da dove vieni non puoi sapere dove vuoi andare. Grazie a Adriano Giuriato, mentre abbiamo il generale Cauteruccio che è, diciamo, un rappresentante. Venga più in qua, generale. Senta, allora, di qua la camera da questa parte. Eccoci qua, siamo in diretta. Senta, lei una disamina di quello che sta accadendo in Ucraina dal suo punto di vista, naturalmente per quello che può essere, e soprattutto che speranze di pace, di armistizio, di tregua ci possono essere, visto da una persona che insomma le strategie militari le conosce. Sì. Di qua. Se devo essere sincero, i commenti sull'attualità sono risaputi perché se ne parla anche troppo. Circa le prospettive è l'incognita grandissima, perché io le posso dire questo, per mia indiretta cognizione, le popolazioni russe, ucraini, moldavi, eccetera, sono gente che di indole buona, guardi, sono una forma di è gente semplice, basta pensare all'assistenza che facevano durante la ritirata ai nostri alpini nelle baite, nelle isbe. Quindi il problema è che gente così docile è facilmente manovrabile dagli eventi politici che sono succeduti, dagli zar al marxismo, allo stalinismo, eccetera, e quindi sono, diciamo, vulnerabili sotto questo aspetto. Adesso in questa situazione abbiamo un despota il quale non si capisce fino a che punto si produrrà, perché le trattative potranno essere infinite ma sono sempre sospese. Senta, però tatticamente abbiamo un esercito russo che è uno degli eserciti più forti al mondo, che si sta ritirando, si sta riposizionando tecnicamente da un professionista, diciamo così. Il problema è iniziale, nel senso che a suo tempo Putin pensava di poter fare irruzione e trovare uno stato che subito crollasse. Tipo una blitzkrieg non so se lei l'aveva già visto, c'erano dei ragazzi di 17 e 18 anni, perché loro hanno una specie di leva parallela, cioè fanno le scuole e fanno anche attività, non come i balilla dei tempi del fascismo, fanno addestramento al combattimento con le armi, sparano, e quindi l'ultima classe di 17 anni di questa leva parallela è stata chiamata ad intervenire, pensando che si trattasse di una passeggiata. Invece si sono trovati di fronte ad un popolo che con i mezzi che aveva è riuscito a bloccarli. Quindi questo ha inasprito l'iniziatore di questa cosa qua. E ogni giorno che passa è sempre più inasprito. Siccome non abbiamo... Insomma, lei la vede che sarà una cosa lunga. Siccome dipende tutto dalle capacità cerebrali o dalle deviazioni cerebrali di una certa persona, il quale... Abbiamo Hitler come esempio, fino all'ultimo credeva di vincere e quando ha visto che non vinceva più, crepi Sansone con tutti i filistei. Ma sarà così anche per la Russia oppure ci sarà uno Stato maggiore come è successo per noi? Se non si ribellano le popolazioni russe o l'intorno che lui ritiene fedelissimo, io mi auguro di no, sarà difficile che cambi idea quella persona. Io non voglio essere pessimista, ma Grazie al generale che ci ha dato anche un quadro, diciamo così, per quanto riguarda, diciamo così, la tattica e comunque i quadri di guerra. L'ultima battuta però la vogliamo fare, se mi date una mano con la telecamera, a questa signora. Ecco, signora, vediamo se riusciamo. Il suo nome? Noemi. Quanti anni? Quanti ho? Quanti anni ho? 96 anni. Sì. Di quel, quasi 96. Di quel 7 aprile 44 cosa ricorda? Lasciamo andare. Non ne vuole neanche parlare. Non ne voglio parlare proprio. E va bene.
che è stata una tragedia. Lei era giovane e andavano sotto le bombe a prendere quello che tiravano su dai treni bombardati dagli alleati perché dovevano mangiare, capito? Senta, ma adesso che guarda la televisione e vede quello che sta succedendo in Ucraina, dall'altezza dei suoi 96 anni, che cosa vuol dire a tutto il mondo? Una roba che non va. Una roba che non va. Non abbiamo imparato niente, insomma. Sì. Va male, vero? Sì. Grazie davvero. Adesso si chiude qui, insomma, con questa testimonianza di questa signora 96enne, questa lunga diretta che abbiamo fatto da Piazza dei Signori. Grazie a Nicoletta Rizzetto, grazie alla regia di Tony Esposito, grazie a voi, tutti voi per l'attenzione, e la linea torna a Daniela Sezia. Grazie davvero Lucio, grazie per questa lunga diretta con la cerimonia. Ora noi ci spostiamo, non so se ce l'abbiamo già, la vedo qua sullo schermo, Ilaria Marchiori da Venezia. Ilaria, intanto buongiorno, ovviamente parliamo di cronaca. Sì, buongiorno Daniela, buongiorno anche ai nostri telespettatori. Parliamo di cronaca perché ci sono stati veri e propri attimi di paura questa notte intorno alle 4 lungo l'autostrada A4 per il cedimento di un tratto proprio dove si stanno svolgendo i lavori per la famosissima terza corsia. Tra l'altro sappiamo bene che questo tratto di strada è anche scenario, lo è stato soprattutto nei mesi precedenti, di gravissimi incidenti anche mortali. E in qualche modo il nord-est è come se fosse spaccato letteralmente in due, perché c'è stato questo cedimento proprio nel tratto autostradale Trieste-Venezia, che è stata chiusa ovviamente al confine tra la nostra regione e il Friuli Venezia Giulia. L'allarme è scattato proprio quando il personale di Autovie Venete, addetto alle verifiche, ha notato proprio il cedimento della sede stradale di questo tratto della nuova terza corsia tra lo svincolo che si trova tra la Tisana e Portogruaro. Subito l'autostrada ovviamente è stata chiusa in direzione di Venezia con l'istituzione dell'uscita obbligatoria alla Tisana. Inevitabili le code che si sono poi registrate tra la zona di San Giorgio e la Tisana. La viabilità è stata bloccata lungo la statale 14 nella Bassa e nei pressi della tangenziale di Portogruaro. Nell'ambito del cantiere, dicevamo, per l'istituzione della terza corsia, dunque con i lavori in corso durante le operazioni di infissione delle componenti strutturali che servono proprio da sostegno al terreno per le operazioni di scavo, si è dunque creato questo avvallamento di circa 10 centimetri del vecchio sedime autostradale proprio lungo la corsia di marcia. Dunque potete immaginare quanta possa essere stata la paura, soprattutto da parte del personale che ha visto quello che stava succedendo. Per una questione di sicurezza comunque poi gli utenti di Autovie Venete ha deciso di chiudere questo tratto autostradale per poter operare così a ripristinare la pavimentazione a dovere. Non ci sono stati feriti, non ci sono stati incidenti, dunque questa è una buona notizia, però come dicevamo la paura è stata tanta e dunque ora, oltre ai lavori per la realizzazione della terza corsia, si dovrà intervenire anche su quanto accaduto appunto questa notte intorno alle 4 lungo l'autostrada. Ecco, questo quanto accaduto. Questa è la notizia di cronaca, diciamo, della giornata, ma nel corso del nostro telegiornale serale avremo molti altri argomenti, molta carne al fuoco anche nel veneziano. Abbiamo visto una settimana davvero impegnativa. Ieri è stato inaugurato l'approdo temporaneo in via Banchina dell'Azoto a Marghera per far attraccare le navi, alla presenza del ministro Enrico Giovannini. Domani ci sarà un importante evento alle procuratie vecchie, per cui alla presenza di tanti altri ministri, tra cui Dario Franceschini, e quindi il clima è davvero caldo, con tante presenze, tanti eventi nel veneziano in questa settimana.
Se non ci sono altre domande, Daniela, so che i tempi sono stretti, per cui restituisco la linea allo studio. Grazie davvero Ilaria, grazie davvero per queste notizie. Noi andiamo avanti prima con una notizia che arriva da Treviso, lutto in CISL, si è spento il sindacalista Giovanni Busnello, 87 anni, trevigiano, un nome che conosciamo tutti perché lui assieme alla moglie nel 1985 con un gesto importante cambiò la storia della medicina consentendo l'espianto del cuore del figlio Francesco deceduto in un incidente stradale, permettendo così il primo trapianto di cuore in Italia. Busnello si è spento questa mattina, giovedì 7 aprile, nella casa dei Gelsi di Treviso. Lascia la moglie Marina, i figli Enrico ed Eleonora e i nipoti. I funerali si terranno sabato 9 alle 11 nella chiesa di Santa Bona. Questa dunque la notizia. Ora io la vedo già collegata sul nostro schermo l'assessore all'istruzione e alla cultura pari opportunità di Silea, Angela Trevisin. La vedo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, con lei parliamo di una cosa positiva, una mostra importante, la scuola al centro, una comunità che educa. Dunque una mostra che si sta svolgendo lì a Silea. Sì, in realtà il titolo appunto della mostra, per la precisione, la mostra che abbiamo la fortuna di ospitare in collaborazione con la Fondazione Don Milani è Barbiana, il silenzio diventa voce. Ma la mostra che è ospitata in questi giorni al centro Tamai e che la cittadinanza potrà visitare sabato e domenica si inserisce proprio invece nella cornice di un mese importante per il territorio di Silea, ma non solo, che risponde al titolo appunto che lei ha dato, cioè la scuola al centro, una comunità che educa. Abbiamo voluto, in collaborazione forte, in sinergia forte con l'Istituto Comprensivo di Silea, diretto da Maria Pia D'Avanzo, esplicitare quello che è stato un po' il nostro agire anche, se volete, sia dell'amministrazione ma della scuola, cioè l'importanza che attribuiamo all'interno del territorio della comunità alla scuola. Siamo profondamente convinti appunto che la scuola abbia ancora un ruolo cruciale. Ne abbiamo nel periodo pandemico sentito parlare tantissimo, tutti parlavano di scuola e diciamo che Lorenzo Milani è stata un po' la guida del nostro agire, anche del nostro agire politico, perché quando sono arrivate i primi fondi ministeriali, i primi fondi governativi per far fronte alla pandemia anche in ambito educativo o per l'ente locale, uno dei nostri cruci era dividere in parti uguali tra diseguali, ed è proprio quella che Don Lorenzo Milani chiamava l'ingiustizia più grande, no? E quindi darsi dei criteri per non cadere in questa ingiustizia è un pensiero molto importante dell'agire amministrativo. L'idea di portare questa mostra all'interno del territorio di Silea come prima tappa di un itinerario che la mostra farà all'interno della provincia di Treviso, a Carbonera, a Pieve di Soligo, alle Acli di Treviso, era proprio un riportare la riflessione su quella che è stato il ruolo di Don Milani da un lato, ma anche il ruolo proprio di scuola come focus dell'agire amministrativo anche di un territorio, perché portare la scuola al centro vuol dire investire risorse, vuol dire investire risorse umane, economiche, e chi amministra un territorio questo lo fa con discrezionalità politica, e nel nostro caso abbiamo attribuito a questo ruolo un significato molto importante. Siamo ancora convinti che la scuola possa essere la svolta per alcune traiettorie di vita. Io ci credo molto in questo. Don Milani diceva che se ognuno si sente responsabile, l'utopia diventa realtà. Io sono convinta a questo. Don Milani, quando si preoccupava, no, della scuola come ascensore sociale, combatteva una povertà di tipo economico che era la causa di una povertà educativa. Adesso non è più così.
ci sono famiglie che hanno ottime condizioni economiche, ma nelle quali c'è ancora un riscontro di povertà educativa importante. E allora in questi casi la scuola diventa l'unica occasione per ragazze e ragazzi di incontrare esperienze di qualità anche culturali che possono permettere loro insomma di avere incontri significativi e di dare anche in certi casi svolte a traiettorie biografiche che altrimenti sarebbero segnate in modo negativo. Io di questo sono profondamente convinta, ma tutta l'amministrazione di cui faccio parte lo è, ed è per questo che abbiamo voluto tradurre, diciamo, in azione concreta un mese di appuntamenti. Sì, fra l'altro questa sera c'è anche un altro appuntamento importante. Certo, questa sera ospiteremo proprio Ortoteatro, una compagnia che si occupa di teatro educativo, perché nella mattinata tutte le classi della secondaria di primo grado avranno l'opportunità di vedere lo spettacolo Quando non hai capito chiedi sempre, che trae appunto spunto da una frase celebre di Don Milani. Lo spettacolo vuole ricordare la figura di Don Milani attraverso gli scritti, attraverso le azioni che lo hanno caratterizzato, e lo spettacolo è offerto anche alla cittadinanza. È un teatro proprio per adulti, perché mai come in questo momento per alcuni sarà ricordare la figura di Don Milani, per altri è scoprirla. Ci sono molte generazioni, insomma, di docenti anche giovani, e quindi pensiamo che sia importante condividere con la collettività il lascito della figura di Don Milani. Proprio questa mattina ho sentito la Fondazione Don Milani, e la loro preoccupazione è che tenere vivo la testimonianza e il ricordo, ma non per farne un santino, perché le cose che Don Milani diceva si traducano in realtà, vuol dire in agire, in buone pratiche di comunità, e questo non è facile. È molto bello pensare che le persone che verranno stasera a vedere lo spettacolo, che ricordo è gratuito, si tiene alle 20:30 presso l'Aula Magna della Scuola Media di Silea, siano persone che hanno voglia anche di testimoniare con la loro presenza quanto aderiscono a questa idea di comunità educante. Ecco, come hanno preso gli studenti questa iniziativa? Gli studenti sono stati, diciamo, coinvolti in modo importante, perché l'amministrazione comunale di Silea ha offerto loro nei mesi di novembre e dicembre, proprio perché non potevano uscire, non potevano andare fuori, un percorso teatrale di teatro educativo in tutte le classi, che culmina oggi con la figura di Don Milani. Ma diciamo che per loro si tratta di ricondurre a una figura importante dei valori, insomma, educativi che loro sperimentano quotidianamente attraverso diverse progettualità. Questo mese di aprile, vi faccio solo l'esempio, si è aperto sabato 2 al mattino, era la giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. I ragazzi dell'istituto comprensivo, quindi elementari e medie, erano sguinzagliati tra le piazze e le vie di Silea a incontrare adulti, a spiegare e a sensibilizzare sull'autismo. Hanno prodotto materiali, erano in piazza a far vedere il loro lavoro. Quindi quando si parla di comunità educante, un po' l'idea utopica che abbiamo è un circolo virtuoso tra adulti che educano ragazze e ragazzi, ma ragazze e ragazzi che a loro volta sono educatori di adulti e sensibilizzatori di adulti. Quindi per loro incontrare oggi la figura di Don Milani, secondo me si tratta solo di come dire, trovare conferma in molte delle attività e degli insegnamenti che loro nell'Istituto Comprensivo di Silea hanno ricevuto in questi anni. Sono sicura che oggi loro avranno una testimonianza forte, un ritrovare in parole e immagini cose che stanno vivendo quotidianamente, e insomma noi ci auguriamo che questo sia l'obiettivo che raggiungiamo, e che a loro volta diventino adulti che si sentono responsabili del territorio che li circonda e della comunità che li circonda. Assessore, intanto la ringrazio davvero. Ricordiamo velocemente l'appuntamento di questa sera. Allora, questa sera alle ore 20:30 all'Aula Magna della Scuola Media di Silea, lo spettacolo Quando non hai capito chiedi sempre, a cura della compagnia Ortoteatro. L'ingresso è gratuito e vi aspettiamo.
Grazie Assessore, grazie e buon lavoro. Noi adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo di nuovo in studio. Siamo tornati nuovamente in studio. Prima di continuare con la cronaca però vi presento l'ospite che appena è arrivato, mi ha raggiunto qua in studio, il tenente colonnello Marco Turrini, comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Treviso. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno ai telespettatori, grazie ancora per questa opportunità di essere qui con voi. Ecco, poi con il colonnello parleremo dei furti, delle truffe, sappiamo insomma con l'estate poi aumentano, questo fenomeno aumenta, e anche per insomma un po' ripetere quelle che sono le abitudini che non si dovrebbero tenere insomma in questo periodo, ne parleremo fra pochissimo, perché prima ci sono 2 aggressioni avvenute. La prima è nel Veneziano, un branco di 6 ragazzi tra cui 2 ragazze. Questi sono gli aggressori del pestaggio di via Olimpia Mestre domenica scorsa, tutti sui 20 anni e tutti del Veneziano. Pestaggio di Mestre, gli aggressori erano 6 e non 4 come si era detto inizialmente, tra loro anche 2 ragazze, e quanto testimoniano le immagini di videosorveglianza comunale di quanto avvenuto nel pomeriggio di domenica scorsa, 3 aprile, alle piscine di via Olimpia, per un sorpasso azzardato e per questo una parola di rimbotto. Fatto sta che ora le indagini sono decisamente a buon punto e si comincia a dare un nome e un cognome ai 6 aggressori, tutti i ragazzi di età attorno ai 20 anni. Il gruppo di aggressori dunque è presente in 2 macchine e non una, e tutti del Veneziano e residenti tra Mestre, Marghera, Dolo e Campagna Lupia. Fortunatamente non destano grande preoccupazione le botte e le ecchimosi del malcapitato pestato dal branco, e per il quale si sono rese necessarie le cure dei sanitari del pronto soccorso di Mestre. E dal Veneziano ci spostiamo ora nel Trevigiano, c'è stata un'altra aggressione, sentiamo. Rimangono tutti da chiarire i contorni dell'aggressione subita ieri sera poco dopo le 20 da una donna di nazionalità cinese a Susegana. I testimoni l'hanno vista con il volto tumefatto, scalza, rincorrere per strada un uomo che si è poi defilato. L'episodio all'esterno di un centro massaggi a Ponte della Priula, vittima la 51enne che ai primi passanti che le hanno prestato soccorso, pur non parlando italiano, ha fatto capire di essere stata aggredita proprio dal cliente appena fuggito. Cliente che potrebbe aver preteso ben di più di un massaggio, salvo poi picchiare la malcapitata. Pugni, schiaffi, tanto da procurarle vistosi lividi agli occhi e agli zigomi. Di lì a qualche minuto sul posto sono intervenuti l'ambulanza del SUEM 118 che ha trasportato la donna sotto shock al pronto soccorso e i carabinieri della compagnia di Conegliano, titolari delle indagini immediatamente scattate per risalire al presunto responsabile del pestaggio. Ecco, prima di tornare a parlare di cronaca, i dati relativi al Covid, i dati del bollettino regionale, perché il Veneto registra un ulteriore rialzo dei contagi Covid nelle ultime 24 ore con 7.605 nuovi casi a fronte dei 6.989 di ieri. Il totale dunque dei positivi da inizio pandemia raggiunge 1.535.459. Cresce anche il dato delle vittime, 10 in più rispetto a ieri. Il conteggio totale dunque si aggiorna così a 14.233 decessi. Gli attuali positivi subiscono un'impennata e arrivano a 82.092. Quanto all'andamento invece dei dati ospedalieri, sono in risalita i ricoveri dei malati Covid in area medica, 857 a fronte degli 845 di ieri, ma si abbassa ulteriormente invece quello dei pazienti in terapia intensiva, 47 meno 2. Ieri sono state somministrate invece 1.267 dosi, delle quali 47 sono prime inoculazioni. Questi dunque i dati del bollettino regionale del Covid. Ed ora invece torniamo a parlare di cronaca, parliamo di furti. Lo sappiamo, nella Marca
non solo nella Marca, un po' in tutte le province. Noi parliamo ora della Marca perché ci sono stati alcuni furti, alcuni importanti, alcune tentate rapine che sono finite male. Insomma, è la cronaca che di cui vi abbiamo dato conto proprio nei giorni scorsi, e anche l'ultimo furto, lo ricordiamo, a Mogliano, ai danni di un imprenditore ittico. E ci sono dei comportamenti, poi l'estate fra l'altro aumenta un po' questo fenomeno, ci sono dei comportamenti che i cittadini, colonnello, continuano a tenere, che forse magari sarebbe opportuno non tenere, perché i malviventi, insomma, in vacanza non ci vanno mai. Sì, intanto grazie dell'invito, grazie di questa opportunità di poter, attraverso di voi raggiungere i telespettatori, raggiungere i nostri concittadini della Marca trevigiana e poter dare così qualche consiglio per quanto riguarda questi reati predatori, i furti, le truffe che sovente, insomma, riguardano così le abitazioni dei nostri concittadini. Ecco, i comportamenti più, insomma, io ho visto la collega, dopo ci collegheremo, quindi lo dico subito, con Vicenza, però insomma, i comportamenti più, diciamo, usuali dei cittadini è quello, insomma, di dire magari sto via mezz'oretta, non metto l'antifurto, oppure lascio la finestra aperta per far passare l'aria perché magari è caldo, e però insomma, i malviventi questi comportamenti li tengono sott'occhio, insomma. Sì, teniamo conto che gli obiettivi privilegiati sono comunque case solitamente disabitate, quindi fatte ovviamente salve quelle che sono le eccezioni che citava anche lei, spesso appunto con epiloghi anche, insomma, gravi, però è chiaro che malfattori di questo tipo cercano ovviamente l'obiettivo, la casa disabitata, e quindi è importante, quando si lascia la propria abitazione, adottare una serie di cautele, sia che l'assenza da casa, insomma, avvenga per un breve periodo, sia poi per lunghe assenze. E quindi, ecco, così una serie di utili abitudini dovrebbero essere sempre tenute. Ecco, noi abbiamo anche visto però che ci sono purtroppo furti come quello di Mogliano, che sono, insomma, in una casa molto vicina ad altre, e nonostante questo forse da parte dei cittadini c'è un po' la preoccupazione di fare la denuncia, la preoccupazione di segnalare, per cui molte volte, insomma, nonostante ci sia tanta collaborazione dei cittadini, qualche volta, insomma, si percepisce un po' la paura adesso. Ma allora, diciamo innanzitutto che ci sono alcune precauzioni che ciascuno di noi può adottare, sono, ripeto, azioni abbastanza semplici, ma che molto spesso, vuoi per la fretta, vuoi per la disattenzione, ecco, non sempre si colgono. Quella banalmente, ad esempio, di lasciare una finestra aperta, o magari appunto di non inserire l'antifurto della casa pensando che in fondo ci si assenta magari per una mezz'ora per fare la classica spesa nel tardo pomeriggio, magari rientrando dal lavoro. Proprio la stanchezza magari tante volte, ecco, non ci fa ricordare queste abitudini, che sono poi importantissime, perché proprio sfruttando appunto il mancato inserimento di un antifurto, una finestra magari lasciata aperta, una porta non chiusa a chiave regolarmente, ecco, questi malfattori si introducono in casa. Poi ovviamente c'è tutta una narrazione che riguarda anche il comportamento dei vicini, cioè di chi abita vicino a noi. E quindi anche lì l'importante, ecco, è segnalare eventuali presenze sospette in un quartiere, e soprattutto, ecco, avere un buon rapporto di vicinato. In effetti anche le iniziative che sono sorte, si sono sviluppate anche nella nostra provincia, quelle del controllo del vicinato, non fanno altro che fare riferimento, in qualche modo istituzionalizzare quella che dovrebbe essere, diciamo così, un comportamento civico abbastanza innato nelle nostre comunità, e cioè quelle appunto di fare rete, di aiutarsi, di segnalare eventuali presenze sospette in determinati contesti territoriali. Ecco, noi quando, insomma, abbiamo insomma, parlato dell'ultimo furto, quello di Mogliano, abbiamo sentito anche l'amministrazione ci diceva c'è un po' la percezione, c'è una percezione di insicurezza fra i cittadini, c'è paura, un po' perché ricordiamo, lo stava accennando lei, il fatto di Pieve di Soligo, dove comunque c'è stato l'esito, purtroppo lo sapete, insomma, l'esito mortale della persona
rapinata o tentata rapina che sia, e quindi le persone hanno paura, c'è una percezione di sicurezza. E fra l'altro noi, intervistando un po' la gente, dicono ma chiamiamo, non chiamiamo il 112, magari disturbiamo, magari è una chiamata inutile perché magari insomma la persona che si vuole o la macchina che passa è una macchina regolare. Sì, ma noi dobbiamo agire sicuramente sulla sicurezza reale come operatori di polizia, noi con le altre forze dell'ordine, ovviamente con il coordinamento dell'autorità giudiziaria e quant'altro, quindi questo è il nostro compito primario e dobbiamo sempre cercare ovviamente di migliorare in questo e nell'assicurare un'attività preventiva e di contrasto che sia assolutamente aderente a quelle che sono gli eventi che accadono sul territorio. È innegabile però che dobbiamo cercare anche di operare sulla sicurezza percepita, quindi tenuto conto che in ambito nazionale i reati sono comunque in calo già dal 2013, questo è un dato diciamo così assolutamente ormai consolidato, però ecco dobbiamo agire in questo e per fare questo dobbiamo ovviamente essere presenti sul territorio, noi cerchiamo di esserlo quotidianamente con le nostre stazioni che sono presenti in tantissime comunità anche della Marca trevigiana, dobbiamo farlo anche appunto facendo partecipare i cittadini nel cercare di innalzare appunto questo livello di sicurezza. Ripeto, senza abdicare a quello che è il nostro ruolo, ma cercando di condividere ecco, queste attività. Quindi anche questi comportamenti diciamo virtuosi da parte dei cittadini sono molto importanti, ci danno una mano. Primo fra tutti segnalare al 112, non è assolutamente un disturbo, non sono telefonate inutili, anzi tutt'altro. Sono telefonate che molto spesso in chiave preventiva ci servono proprio per avere il polso della situazione sul territorio, no? La stessa attività è un'attività che accompagna quindi quella l'attività svolta dalle pattuglie sul territorio e che ci consente di orientare appunto la nostra attività preventiva, ma il 112 rivolgersi alle forze dell'ordine vale anche, diciamo così, quando l'evento è successo. Quindi ecco, ogni denuncia è importante, quindi superato il primo momento ovviamente di sconforto, di shock psicologico che può derivare dal fatto di avere avuto degli intrusi in casa, ecco bisogna avvisare subito. Ancor prima voglio dire di entrare proprio nell'abitazione, quindi vedere la propria porta di casa socchiusa, vedere che c'è qualcosa da fuori che non funziona, ecco già quello deve allertare, ci deve stimolare a chiamare il 112, perché poi è inutile dirlo che ovviamente ci sarà da fare poi tutta un'attività di sopralluogo e di verifica all'interno dell'abitazione che per noi è fondamentale per poi cercare di arrivare all'individuazione dei responsabili. Ecco, fra l'altro poi ne parliamo fra un minuto perché mi collego con Vicenza. E anche importante il contatto, il collegamento, gli incontri che voi insomma avete adesso, non in questi 2 anni di pandemia, ma avete sempre tenuto con i cittadini, proprio perché per loro è importante, con le scolaresche, con i cittadini, è importante sentirvi, parlare con voi. Sì, ci sono alcune fasce della popolazione che poi sono innegabilmente privilegiate. Pensiamo agli anziani soli che vivono in abitazione, che sono più soggetti a diciamo, queste azioni da parte di malviventi, no? Che ovviamente approfittano vuoi della buona fede, vuoi anche magari di condizioni particolari, no? Quindi l'anziano solo, magari l'anziano in difficoltà perché magari non in perfette condizioni di salute. Cerchiamo di avvicinarci a loro tramite ovviamente gli incontri che un pochino sono stati in effetti così limitati dal lockdown, ma stiamo ricominciando a farli nei centri degli anziani, con le parrocchie e quindi anche come stiamo facendo oggi, ed è per questo che appunto ancora rinnovo il ringraziamento per averci dato questa possibilità di arrivare nelle case di tanti anziani soli che vivono nella nostra provincia. Io ho visto Luisa Bertini. Luisa, intanto buongiorno, con te parliamo di un vertice in prefettura, giusto?
Sì, vertice che si è appena concluso tra ANAS, il prefetto e i sindaci del territorio interessati da quelli che sono i cantieri e quindi la viabilità dell'Albera. Ricordo che stiamo parlando di una bretella che connetterà Viale del Sole con la strada provinciale che porta a Schio, un'opera attesa da 25 anni e che dovrebbe andare a sgravare, cioè andrà a sgravare tutto quello che è il territorio del quartiere dell'Albera dai mezzi pesanti che al momento si vanno a incanalare all'interno delle strade del quartiere, creando ovviamente disagi non solo per il traffico ma anche per l'ambiente che poi i cittadini respirano. Quindi oggi l'incontro per fare il punto su questo avanzamento dei lavori. Il prefetto ha detto che le tappe sono state rispettate, gli impegni presi nel primo vertice che c'era stato a gennaio, che noi avevamo seguito, sono state rispettate. Ora però a pesare in maniera significativa, quindi il panorama che si apre è di difficoltà delle imprese relativamente ai rincari che riguardano i materiali e i rincari dovuti all'energia, e quindi si parla di un 30% di costi in più che al momento gravano sulle imprese. Ma nonostante questo, appunto, la rassicurazione che arriva da questo vertice è che le tappe saranno rispettate. Comunque il prefetto in prima linea ha promesso che farà sentire la propria voce a Roma anche in questi termini. Diciamo che le prossime tappe saranno le aperture dei sottopassi, quindi il sottopasso Ambrosini che aprirà nei prossimi giorni, il sottopasso delle Maddalene che ha bisogno soltanto di concordare alcuni aspetti tecnici, e la rampa F che verrà aperta domani e poi ci sarà lo svincolo verso la strada Pasubio. Il tutto dovrebbe essere, diciamo, completato, questi step dovrebbero essere completati entro giugno, in cui ci sarà un secondo incontro proprio per monitorare che queste tempistiche vengano rispettate, perché l'obiettivo è che l'opera intera venga conclusa entro fine anno. Ecco. Grazie davvero, grazie e buon lavoro. Buon lavoro. Grazie, dunque io rimango a Vicenza per una notizia di cronaca, carburanti allungati con l'acqua e distribuiti ai clienti che ignari della frode pagavano la benzina e il diesel a prezzo pieno, mettendo a rischio anche la sicurezza della propria auto. È stata la Guardia di Finanza di Vicenza a denunciare il gestore di un impianto nel comune di Colceresa, quindi in provincia di Vicenza. E invece noi torniamo a parlare di cronaca, torniamo a parlare di furti, perché lo ribadiamo, c'è un po' di paura fra i cittadini, e sentendo alcuni anziani ci dicevano, insomma, cosa possiamo fare noi, ormai vengono dentro e nulla possiamo. Sì, a questo proposito vale ovviamente per chiunque tenti di introdursi nelle nostre abitazioni il consiglio di non aprire mai, diciamo così, a priori il cancello che dà accesso magari al giardino di casa, piuttosto che addirittura la porta dell'abitazione. Quindi di accertarsi sempre tramite lo spioncino, tramite il videocitofono di chi abbiamo di fronte. E poi mai fermarsi alle apparenze, perché le tecniche che vengono utilizzate, soprattutto da chi pone in essere questo tipo di truffe, sono ormai le più disparate, quindi dal finto idraulico tecnico del gas che chiede di poter entrare per controllare magari le utenze, piuttosto che addirittura di chi si spaccia per un appartenente alle forze dell'ordine. Non basta, insomma, così un uniforme o il fatto di aver detto appunto di essere un rappresentante delle istituzioni diciamo così, a lasciarsi convincere. Quindi è bene fare sempre delle verifiche, perché queste visite poi non giungono appunto mai inaspettate. Ecco perché il 112 può essere a questo proposito una buona verifica, quindi lasciare fuori, diciamo, il potenziale truffatore o il potenziale, e fare una verifica preventiva. Molto spesso già una prima interlocuzione dove la persona si mantiene guardinga e magari dice no, ma guardi, io adesso avviso i carabinieri, ecco, già questa frase può sicuramente così
far cambiare idea al truffatore o al ladro che appunto sceglie poi magari altri obiettivi tra virgolette più semplici, insomma. Che poi le vittime sono purtroppo in questo caso anche sempre gli anziani. Sì, anziani, ripeto, spesso soli, che spesso vengono convinti sulla base di magari di un bel modo di presentarsi, di modi affabili. Questo fa abbassare ovviamente le difese. Pensiamo appunto ad anziani soli che magari non ricevono visite da tempo e che quindi pur di scambiare qualche parola, ecco, vengono facilmente avvicinati e truffati. Si tratta poi di reati particolarmente odiosi, ecco perché l'Arma dei Carabinieri ormai da tempo sta facendo proprio una campagna di sensibilizzazione, molto spesso anche di intesa con i comuni, con le parrocchie, proprio per cercare il più possibile di arrivare nelle case degli anziani e così mettere veramente sull'avviso su questa attività criminosa, insomma. Allora, ci fermiamo perché c'è qualche istante di pubblicità, poi torniamo di nuovo in studio. Siamo tornati in studio per l'ultima parte di questa diretta, stiamo parlando di furti, di truffe, soprattutto purtroppo ai danni sempre di anziani e delle indagini che poi sono costretti a compiere i carabinieri per cercare di risalire poi agli artefici di questi colpi. Come strumenti legislativi per voi sono sufficienti per arginare, per combattere proprio i furti e soprattutto le truffe? Sì, allora è chiaro che come operatori di polizia applichiamo la normativa vigente. È indubbio che per poter utilizzare questi strumenti legislativi il nostro sforzo è quello ovviamente di raccogliere il maggior numero di elementi possibili per mettere poi il magistrato in condizione poi di procedere in maniera anche severa verso questo tipo di reati. Quindi noi partiamo innegabilmente da quella che è la denuncia, una denuncia articolata dove chi appunto rimane vittima di questi fatti, ripeto, anche superando ogni tanto quello che è veramente lo shock, il disagio psicologico, perché non è semplice molto spesso denunciare di essere stati raggirati, no? Soprattutto per una persona anziana che magari non l'è stata per tutta una vita. Quindi ripeto, superare questo shock, denunciare, indicare tutti gli elementi che possono essere utili, anche perché ci troviamo di fronte molto spesso a malviventi che sono specializzati in questo tipo di reati e questo da un certo punto di vista per noi è importante, perché riuscire a raccogliere più elementi su più episodi nei confronti di determinati soggetti comporta poi delle aggravanti, quindi poi degli aumenti di pena quando si arriverà ovviamente alla condanna. E poi ovviamente sta a noi operatori di forze di polizia, come ho detto lo sforzo che facciamo è quotidiano, è importante con le nostre stazioni e ovviamente cerchiamo anche noi dal nostro punto di vista di avere degli operatori di polizia sempre più formati, quindi sempre più capaci di cogliere dalle denunce, dai fatti che succedono, tutti gli elementi che sono indispensabili. Ed è importante insomma da parte dei cittadini di spiegare esattamente, dire tutto quello che è accaduto, perché molte volte uno un po' si vergogna e dice forse ho lasciato la finestra aperta, forse non l'ho lasciata, quindi è importante darvi veramente tutti gli elementi per ricostruire. Assolutamente sì, e per noi è importante creare poi un rapporto col cittadino, un rapporto ovviamente per un evento negativo, quindi non è semplice, però ecco, molto spesso lo facciamo, nel senso oltre alla denuncia poi anche a distanza di tempo torniamo con ulteriori domande, con ulteriori richieste di informazione, perché va da sé che nell'immediatezza un po' lo shock, un po' ripeto il disagio per quello che è successo, un po' perché ovviamente certe cose, certi ricordi possono affiorare in seguito, determinate informazioni si perdono, quindi è bene poi tornare su determinati aspetti, poterli approfondire e magari proprio da lì arriva l'informazione che in un primo momento non era arrivata, che ci consente di imboccare la pista giusta. Non è semplice, i furti oggettivamente sono un reato difficile da perseguire, difficile da scoprire, però ecco le denunce, il fatto di poter svolgere un'attività di contrasto continua
ci deve consentire di poter appunto riuscire a venire a capo anche di questo tipo per questo tipo di reati. Ecco, io prima di chiudere, perché siamo quasi in chiusura, vorrei ricordare, perché insomma i furti di questo ultimo periodo hanno messo un po' in allarme, insomma i cittadini sono preoccupati, ci sono poi delle zone che sono maggiormente a rischio, oltretutto Colonnello come Mogliano, forse una zona un po' più a rischio perché è più, insomma, ci sono più ville, più case che possono magari attirare i malviventi, oppure dice non è così, un po' tutte le zone sono comunque... No, beh, diciamo che alcune zone residenziali dove magari ci sono ovviamente abitazioni, soprattutto ai piani bassi, possono essere più facilmente accessibili, o magari la vicinanza anche ad arterie di comunicazione, arterie stradali, grandi vie di comunicazione che consentono vie di fuga più rapide. Però è chiaro che noi questo lo sappiamo e quindi cerchiamo di orientare l'attività preventiva delle nostre pattuglie proprio in questo modo. E abbiamo visto insomma nell'ultimo periodo anche numerosi controlli straordinari del territorio proprio per far fronte a questo. Lo stiamo facendo con l'input anche della Prefettura di Treviso assieme alle altre forze di polizia, secondo proprio degli schemi coordinati e d'intesa anche con i comuni, perché ricordiamo anche le polizie locali in questo ci stanno dando una grossa mano, i comuni cercando di incrementare quelli che sono i sistemi di videosorveglianza che sono utilissimi sia in fase preventiva ma anche in fase poi di contrasto, quindi avere degli occhi in più su un determinato territorio. È importante fare rete, anche qui cercare delle sinergie per poter ovviamente cercare di venire incontro a queste che sono le esigenze primarie dei cittadini, perché nel momento in cui una persona viene violata nel proprio intimo, nella propria privacy, ecco, sono i reati ovviamente peggiori. E lo vogliamo ricordare ancora una volta perché è fondamentale davvero la collaborazione con il cittadino. Sì, assolutamente sì, noi dobbiamo fare la nostra parte, però anche l'aiuto del cittadino è fondamentale, quindi lo ripeto, 112 è veramente un numero importante, quindi va tenuto in considerazione, va segnato e diciamo così può essere veramente un numero salvavita da questo punto di vista. Siamo arrivati al termine, ringrazio il colonnello Turini per essere stato con noi, insomma, per averci spiegato, lo diciamo e lo ripeteremo sempre tantissime volte, è fondamentale chiamare le forze dell'ordine quando vedete situazioni anomale, quando vedete qualcuno insomma, che si avvicina a casa, non c'è problema, il 112 è disponibile, loro insomma, sono pronti ed è importante, come dice il colonnello, perché potrebbe essere veramente salvavita. Grazie colonnello. Grazie a lei, grazie ai telespettatori. Grazie, a me non rimane che ringraziare i registi e salutarvi e lasciarvi al meteo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo. Pressione atmosferica stabile, bel tempo prevalente sul nostro territorio, dove il clima tornerà ad essere molto mite. Vediamo il dettaglio di giovedì 7 aprile. Sul Veneto nebbie locali fino all'alba, ma in dissolvimento in mattinata. A seguire ampio soleggiamento con alternanza di nuvole e rasserenamenti sulla pianura. Precipitazioni assenti, salvo sui monti nel pomeriggio per qualche veloce acquazzone. Venti in prevalenza moderati da sud-ovest. Temperature, come detto, in aumento, anche sensibile, minime tra 5 e 9 gradi, massime invece comprese tra i 15 e i 20 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo sereno o poco nuvoloso con schiarite più ampie verso la costa dove dalla sera soffierà scirocco moderato. Temperature minime tra 6 e 9 gradi, massime sui 16-17 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo anche qui bel tempo, schiarite alternate ad annuvolamenti che a tratti saranno anche consistenti. Temperature minime intorno ai 9 gradi, massime sui 20 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.
Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.